Buonasera e benvenuti anche questa sera ad una nuova puntata di Imprese in Rete. Questa sera abbiamo deciso di non invitare nessun ospite, un po' per la situazione Covid, un po' proprio per una questione di sicurezza. Però Imprese in Rete anche questa sera avrà modo di divulgare quello che è il verbo del digitale. Infatti adesso faremo quella che è un po' una panoramica generale di quello che è il mondo online, un po' le differenze di quello che è il mondo tradizionale con il mondo digitale. Perché spesso mi viene chiesto, e anche poi è una questione di trend, perché proprio visto la situazione della pandemia, proprio visto la situazione un po' dell'economia in generale, le aziende tendono sempre di più ad affacciarsi ad un mondo digitale. Da un lato abbiamo i vecchi imprenditori che tendono ad innovarsi e cercano di entrare nei canali digitali. Facciamo quella che è un po' una panoramica generale. Quali sono questi canali digitali che l'impresa ad oggi deve per forza avere? Ovviamente non possiamo tralasciare quelli che sono i cosiddetti social network, ne citiamo qualcuno tra i più famosi come Facebook, come Instagram, ok? Ovviamente non può mancare anche quella che è una presenza digitale costruita su una piattaforma come Google, una piattaforma come YouTube, e adesso ne spieghiamo un po' quelle che sono le differenze. Dall'altro lato c'è la parte di digitalizzazione per quanto riguarda poi effettivamente quello che è un sito web. Come e quando andare a strutturare un sito web, in che modo deve essere strutturato un sito web, che utilità ha effettivamente quello che è un sito web per la tua impresa, qual è l'apporto che può portarti, qual è il flusso e quali sono i punti da toccare affinché tutto questo nuovo ecosistema digitale affiancato alla tua impresa crei un nuovo modello di impresa. Questi sono i punti che toccheremo un po' stasera in via generale. Partiamo da un concetto molto basilare. Qual è questo concetto? È il concetto di mercato. Non diamo quella che è la definizione accademica, passatemi il termine, di concetto di mercato, ma prendiamola un po' così con le pinze in modo spiccio. Che cosa vuol dire mercato? Il mercato non è altro quel luogo dove la domanda incontra l'offerta. E capite bene che se io dico mercato uguale domanda e offerta, abbiamo principalmente quelli che sono due elementi. Ok? Noi, in grosso modo, l'impresa, l'imprenditore di base può controllare solo e unicamente uno dei due. Quale può andare a controllare? Quella che è l'offerta. Offerta intesa come offerta di mercato, offerta come vendita del proprio servizio o prodotto. Dall'altro lato c'è quella che è la domanda. Domanda, ossia cosa vogliono le persone, cosa hanno intenzione di acquistare le persone, cosa stanno cercando le persone. Se da un lato l'imprenditore può controllare solo la parte dell'offerta, la parte della domanda invece ad oggi, grazie al digitale, si può monitorare. Anche prima si poteva monitorare tramite quelle che sono le cosiddette indagini di mercato, ma ad oggi con il digitale viene molto ma molto più semplice. Perché questo? Questo avviene perché oggi online, ogni qualvolta noi stiamo connessi in rete, e pensate che per uno studio fatto di recente, la media delle persone, pensiamo che nel mondo sono connesse oltre 2,5 miliardi di persone, di queste 2,5 miliardi di persone, 1 su 3 ogni giorno passa oltre 5 ore costantemente connesso in rete. Questo vuol dire che è tantissimo tempo che noi stiamo online, al proprio smartphone, al proprio tablet, al proprio PC. Le restanti 2 su 3 passano tra le 3 e le 5 ore, è una piccola percentuale inferiore alle 3 ore. Quindi, se noi pensiamo da un lato a questo, dobbiamo capire che dall'altra parte, quando si sta costantemente connessi in rete, noi lasciamo delle tracce. Che cosa vuol dire lasciare traccia in rete? La rete
e i vari software, i vari siti, le varie applicazioni tengono traccia di quello che voi fate, di ogni singola azione, di cosa voi state cercando in un momento, e adesso avremo modo di approfondirlo, di cosa state guardando, per quanto tempo lo guardate. Capiscono gli algoritmi se voi state leggendo un articolo, qual è il vostro grado di interesse verso quell'articolo, capiscono quali immagini catturano la vostra attenzione e soprattutto tengono conto della tracciabilità degli eventi. Di che eventi sto parlando? Se non degli acquisti. Quindi internet, la rete, i siti, le applicazioni tengono conto delle vostre ricerche, sanno cosa guardate, sanno che cosa vi interessa e dall'altro lato sanno che cosa voi acquistate, in modo tale da avere quella che è una panoramica completa dell'utente. Tutte queste tracce compongono quelle che sono le parti della domanda online e queste parti, essendo che sono costantemente monitorate e costantemente aggiornate, ok, possono essere studiate. Quindi imprenditori o aspiranti imprenditori che siete a casa, se vedete questa situazione del digitale da questo punto di vista, capite che è un'incredibile opportunità. Perché è un'incredibile opportunità? Perché se noi abbiamo il completo controllo nel poter andare a strutturare quella che è effettivamente un'offerta di mercato per andare a vendere un prodotto o un servizio, se sappiamo come analizzare i dati, monitorare i dati, capiamo cosa vuole la gente. Quindi abbiamo anche uno studio sulla domanda per poter strutturare al meglio quello che è un prodotto da andare a vendere. Questo è un po' il succo del primo punto che abbiamo toccato, che praticamente non è altro che il mercato. Una volta aver definito effettivamente quello che è il mercato, quali sono gli elementi del mercato e soprattutto come riuscire ad interpretare quelli che sono i dati per poter strutturare le offerte di mercato per andare a vendere, dobbiamo capire anche il come andarla a vendere, che è un aspetto molto importante. Qua mi ricollego al punto di prima, quando vi ho detto poc'anzi, quando c'è bisogno effettivamente di andare a fare un sito web, quando c'è bisogno effettivamente di andare a fare un e-commerce e in che modo poi portarlo a vendere, portarlo a generare profitto, quindi farlo funzionare effettivamente come se fosse una parte fondamentale della vostra impresa. Quindi, avendo il controllo sulla domanda, ci viene molto più facile strutturare l'offerta. Noi abbiamo questa offerta di mercato. Dove la andiamo a posizionare? Dove la andiamo a vendere se non su internet? Quindi quello che ci serve, in questo caso ci occorre, è effettivamente un sito web. Poi ci sono diversi siti web, ci sono diverse interfacce con diversi obiettivi. Mi viene in mente subito da dire come l'interfaccia di un e-commerce, ossia aprire un sito web, vedere quelli che sono i prodotti all'interno, cliccare su un determinato tipo di prodotto, avere tutte le specifiche del prodotto, le caratteristiche del prodotto, tutti i termini e le condizioni che vi pone il sito, come può essere la spedizione, le condizioni di reso, i metodi di pagamento, ok? Che sono anche un altro aspetto molto importante da andare a curare, per poi ultimare quella che è la cosiddetta conversione di acquisto, quindi acquistare. Perché va bene avere un asset del genere? Per asset intendo una parte dell'azienda che inizia a ragionare con quello che è il digitale, perché innanzitutto un e-commerce è aperto H24 ed essendo che è aperto H24 non richiede effettivamente quello che è un impegno nel stare dietro quel negozio, ok? Come lo è nel negozio tradizionale. Non ha dei costi come un negozio tradizionale, come può essere magari l'affitto oppure la pulizia stessa o il dipendente, perché una volta che è impostato e tutto funziona, lavora. Ma dall'altro lato, se noi abbiamo quello che è un negozio fisico, dall'altro lato abbiamo anche un negozio digitale. Quali sono le differenze principali? Che nel negozio fisico, il negozio fisico segue quella che sono le 3 L di base. Quali sono le 3 L per un'attività offline? Locazione, locazione, locazione. Se io ho un negozio di abbigliamenti o qualunque tipologia di negozio, io vado ad allocare, a situare quello che è il mio negozio fisico in una zona molto trafficata. Sottolineo trafficata. Qual è il mio spazio di esposizione? Il mio spazio di esposizione sono le vetrine.
Quindi io posiziono il negozio fisico in una zona trafficata dove con il mio spazio di esposizione espongo la mia merce alle persone che passano davanti al mio negozio al fine di catturare la loro attenzione per farle entrare in negozio e ultimare quello che è effettivamente un acquisto. Se io vado a posizionare questo negozio, questa tipologia di modello in una zona che non è trafficata, ho meno possibilità di vendere. Quindi capite bene che non è un caso proprio il fattore che un negozio che si trova in una zona in centro o in una via principale costa molto di più che un negozio che si trova in periferia, proprio per questo fattore, per il traffico di persone a cui viene esposta la propria merce, perché ha un potenziale di vendita molto più alto. Sottolineiamo la parte di traffico. Quindi dall'altro lato, come un sito offline, quindi di attività tradizionale, ha bisogno di quello che è il traffico, di esporre la merce per fare la vendita, è la stessa cosa per quanto riguarda quella che è un'attività in digitale. Che cosa si intende invece per traffico in digitale? Perché da un lato bisogna andare a pensare che effettivamente l'attività tradizionale ha bisogno della locazione, invece l'attività online di che cosa ha bisogno per generare traffico? Pensateci un attimo. Quindi dobbiamo essere in grado effettivamente di posizionare quello che è il nostro negozio online. Come si va a posizionare un negozio online? Si posiziona comunicando. Di base le fonti di traffico primarie, ok, che sono a disposizione oggi per un'attività in rete sono due. Vediamo da un lato quelli che sono canali di comunicazione come i social network. Vediamo dall'altro lato quelli che sono canali di traffico come Google. Non è la stessa cosa. Qua capite che sono due canali di traffico differenti. E effettivamente qual è la differenza? E come fa un'impresa, un imprenditore ad andare a comunicare nel modo giusto per la propria impresa, proprio al fine di andare a vendere? Qua dobbiamo capire che sono due modelli di comunicazione differenti, ma non perché per chissà quale strano motivo, ma semplicemente perché si basano su due consapevolezze differenti. Ora vi faccio capire che cosa vuol dire. Noi abbiamo da un lato il social network, dall'altro lato abbiamo Google. Noi quando vogliamo o abbiamo bisogno di quella che è un'informazione, che cosa facciamo? Non andiamo sui social network, ma la andiamo a cercare su Google. Cerchiamo un'informazione, cerchiamo un prodotto, confrontiamo i prezzi, valutiamo quella tipologia di prodotto, quella tipologia di servizio, cerchiamo feedback per vedere un po' le persone come si sono trovate con quel prodotto. Quindi noi stiamo cercando in modo attivo quel prodotto, quel servizio. Quindi da una scala da 1 a 10, essendo che lo stiamo cercando in modo attivo, siamo molto più propensi ad acquistarlo, perché io lo sto cercando. Immaginatevi voi come nell'attività tradizionale, quando uscite e dite io devo andare a comprare un paio di scarpe. Quella è la vostra intenzione, quindi viene definita domanda consapevole, ok? Perché voi state cercando in modo attivo quel tipo di prodotto o servizio, quindi uscite proprio con la consapevolezza di andare a comprare quel prodotto. Questa è la stessa cosa che accade con Google. Se io vado a cercare lo stesso paio di scarpe su Google è perché io ho intenzione di andarlo a comprare. Questa viene definita domanda consapevole. Dall'altro lato abbiamo la parte dei social. Invece noi sui social che cosa facciamo? Noi sui social stiamo là, scorriamo il cosiddetto feed, scorriamo la home, avanti e indietro, guardiamo le fotografie dei nostri amici, guardiamo le fotografie o i video delle pagine, però di base noi non stiamo cercando in modo attivo effettivamente quello che è un prodotto, perché non è il canale per andarlo a cercare. È come quando si sta in TV, mentre si guarda una trasmissione, noi lì non stiamo cercando quello che è un prodotto, eppure siamo allo stesso modo influenzati dalla pubblicità che interrompe quello che noi stiamo guardando, quello che ha la nostra attenzione. Quella si chiama domanda latente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi interrompiamo con un annuncio pubblicitario o con un nostro post, una nostra foto, un nostro video finalizzato alla vendita del nostro prodotto o servizio verso il consumatore finale, andando ad interrompere quella che è la sua attenzione mentre scorre il feed. Magari sta guardando le fotografie
degli amici e si ritrova il mio annuncio di scarpe. Questo è interrompere, però allo stesso modo, essendo che è una domanda latente, perché dico latente? Perché semplicemente non la sta cercando in quel momento, però l'algoritmo, gli algoritmi, proprio per il discorso che facevo prima, delle tracce che voi lasciate in rete, sa che voi in quel periodo, in quel momento, state cercando effettivamente un paio di scarpe. Quindi anche là la propensione a cliccare sull'annuncio, ad andare sul sito web per avere maggiori informazioni è molto molto alta. Quindi una volta aver capito che effettivamente ci sono questi due canali principali, da un lato domanda consapevole, dall'altro lato domanda latente, ci viene ovviamente da chiedere come riusciamo poi a poter strutturare tutto questo. Perché spesso accade che ci sono aziende già digitalizzate, per così dire, che hanno un sito web, che hanno una pagina Facebook, che hanno una pagina Instagram, magari anche un canale YouTube, però non riescono effettivamente a monetizzare in rete. Il punto principale è che ci sono degli ecosistemi, delle infrastrutture da andare ad impostare. Primo su tutte quello del tracciamento dei dati. Se noi non abbiamo il pieno controllo sul nostro canale digitale, noi non possiamo pensare di andare a strutturare una strategia finalizzata alla vendita. Quindi se alla base non c'è un certo tipo di struttura, di infrastruttura, la maschera del sito web, dell'e-commerce, non regge. Andiamo a visionare per esempio un altro caso, un'altra tipologia, non soffermiamoci solo su quello che è l'e-commerce, ma facciamo magari quella che è la vendita di un servizio. Quando si va a vendere un servizio uno dice come faccio a vendere il mio servizio online? Allo stesso modo come si vende un prodotto. Cambia semplicemente l'interfaccia. Se da un lato abbiamo quel sito web che presenta quelli che sono i prodotti, immaginate che io al posto di scarpe stia vendendo servizi come l'idraulico, l'elettricista, il giardiniere. In quel momento li devi trattare, devi pensare che effettivamente non sono solo dei servizi che sono strutturati in modo differente dal prodotto in sé per sé, ma dall'altro lato sono dei prodotti. Quindi per me l'idraulico, la vendita dell'idraulico che ti arriva a casa e ti sistema il tuo problema, o il giardiniere che viene e ti sistema il tuo giardino, è un prodotto da vendere. Solo che può essere anche cambiato un po' la parte di finalizzazione o di conversione, cioè magari non avviene direttamente completamente online, come magari il pagamento di un prodotto, ok? Però ci può essere quello che è un appuntamento a casa da poi pagare a casa, anche perché ci sono diverse tipologie di pagamento. Ci sono, giusto per dirne qualcuna, pagamenti direttamente online con provider di pagamento dove paghi con la carta, ci sono pagamenti che avvengono tramite terzi come PayPal, ci sono pagamenti di vendita di servizi e di prodotti che vengono fatti con bonifico, con Telegraph Transfer, oppure pagamenti in contrassegno, il cosiddetto classico contrassegno. Quindi io ordino la merce, mi arriva a casa, ho la certezza che mi arriva a casa e la pago nel momento in cui mi arriva. Avremo modo di vedere adesso anche un po' come catturare il cliente, un po' quali sono le psicologie che muovono il cliente, anche perché questi canali di traffico, perché come dicevo prima noi abbiamo bisogno di traffico sul nostro sito per andare a vendere, è tanto il traffico che si può generare da internet, dai vari siti web, quindi dobbiamo pensare che essendo che è un bacino così grande, una volta che abbiamo l'infrastruttura giusta, che è quella che vi dicevo prima, quindi che è in grado di assorbire il traffico, di poterla monitorare, di dare modo di analizzare i dati per effettuare quelle che sono strategie più efficaci, più efficienti, servono semplicemente perché abbiamo un potenziale enorme. Vi ricordate quello che ho detto all'inizio? Noi online abbiamo costantemente connessi 2,5 miliardi di persone nel mondo, quindi se io ho la possibilità di vendere tramite questi canali di traffico ovunque nel mondo, capite che non tutti possono acquistare il mio prodotto o servizio. E c'è anche l'altro lato della concorrenza, quindi dopo la pubblicità avremo modo di parlare meglio effettivamente di tutti questi aspetti che ancora non abbiamo trattato. Eccoci e bentornati di nuovo in Impresa in Rete. Abbiamo visto nella prima parte della trasmissione
un po' in linea di massima effettivamente quello che può essere il mercato digitale e un po' le opportunità, ma davvero davvero in grandi linee, perché questo è solo l'inizio di questo mondo, è solo l'inizio di questo tipo di percorso. Torniamo di nuovo a prima. Parliamo di finestre web, di sito web, parliamo di e-commerce, parliamo di servizi, parliamo delle tipologie effettivamente di vendita e guardiamo anche un attimo l'altro lato. Qual è l'altro lato di tutte queste opportunità? L'altro lato di tutte queste opportunità è anche la necessità di un'impresa di trovare figure competenti che riescano effettivamente a trainare l'impresa di ieri in questi nuovi mercati. Quindi capite bene che è un insieme di cose, non è soltanto il fattore di avere un sito web per dire io sono digitalizzato o soprattutto dire no, internet non funziona, internet non fa per me, il mondo di internet non fa per la mia azienda o per quello che faccio io, perché comunque considerate che online si vende di tutto, i dati sono il nuovo petrolio dell'era moderna, perché è grazie al dato, e qui mi ricollego al discorso di prima, che un'impresa può attuare quelle che sono le strategie finalizzate alla conversione per la tua impresa, quindi per i tuoi prodotti, per i tuoi servizi. Abbiamo detto poc'anzi che effettivamente ci sono 2,5 miliardi di persone circa al mondo costantemente connessi, quindi non tutti fanno per il tuo prodotto o servizio, però c'è chi ovviamente cerca quel tipo di prodotto o servizio o che vorrebbe comprare quel tipo di prodotto o servizio. Abbiamo fatto la distinzione tra quella che è la domanda consapevole, ossia chi cerca in modo attivo quel tipo di prodotto o servizio, con la domanda latente, ossia chi non la sta cercando in quel preciso momento quel tipo di prodotto o servizio. Vediamo un po' quelle che sono le figure necessarie e quelle che sono anche i nuovi modelli di business di oggi. Allora, internet, il mondo di internet, ci permette innanzitutto di poter comunicare, quindi focalizzatevi sul fattore che il modello di comunicazione cambia. Basta andare a pensare un po' come era prima, no? Prima la pubblicità di un'impresa poteva essere fatta sui giornali, sulle riviste locali, o un po' più grandi, provinciali, o ancora un po' più grandi, regionali, fino ad arrivare a quelle nazionali, ok? E questo era il modello di pubblicità di prima. Poi c'è stato il volantinaggio, e c'è ancora tutt'oggi il volantinaggio. Ci sono gli spazi pubblicitari come i cartelloni, fino ad arrivare alla pubblicità in televisione. Ora, specie la TV o la radio, sono considerati mass media. Perché sono considerati mass media? Perché il livello di comunicazione è generico. Se io, impresa X, vado a fare quella che effettivamente è una pubblicità attraverso la televisione o attraverso un canale di comunicazione come un mass media, io non so chi dall'altro lato sta ascoltando o vedendo, guardando quello che è il messaggio che io sto cercando di vendere. Quindi se io faccio una pubblicità su quella che magari, vi faccio l'esempio di nuovo della scarpa, io ok sono un produttore, ho un'impresa, io disegno e vendo quella che è una scarpa da ginnastica, effettivamente magari la persona che è interessata, il cliente, il cosiddetto cliente tipo, può essere un ragazzo dai 14 ai 30 anni piuttosto che un uomo dai 40 ai 60. Però dietro alla televisione o alla radio che sta ascoltando quello che è il mio messaggio, delle caratteristiche della scarpa, semplicemente come per dire questa scarpa è disegnata ed è fatta a mano in Italia, magari c'è un pubblico che di base non è proprio interessato a quel tipo di prodotto, perché magari non indossa la sneaker, non indossa la scarpa da ginnastica, piuttosto che il ragazzo che magari in quel momento non è più dietro la televisione o non sta ascoltando i messaggi in radio, ma è sul cellulare, sul telefonino. Quindi capite bene che i canali sono cambiati, come è cambiato il modo di comunicare, come sono cambiate le strategie. Ora ragioniamo da questo punto di vista. Abbiamo un bacino enorme di utenza, ripetiamo che sono circa 2,5 miliardi di persone costantemente connesse.
Quindi come funziona effettivamente quella che è la pubblicità online? Perché la pubblicità è intesa come canale di traffico, cioè io faccio pubblicità per portare traffico sul mio sito web, come un po' l'attività tradizionale. Io posiziono l'attività tradizionale sulla strada affollata, su una via in centro perché passa tanta gente. Io la stessa cosa devo fare online perché potenzialmente più persone mi entrano in negozio, potenzialmente faccio più vendite. È impossibile vendere ad una persona che non entra in negozio, giusto? Quindi io faccio la pubblicità per vendere quel prodotto. Come funziona la pubblicità sul web? Non essendo un mass media, è di base, come abbiamo detto nella prima parte del programma di stasera, abbiamo quella che è la tracciabilità dei dati, quindi noi conosciamo chi sta cercando quel prodotto, come interagisce con quel prodotto, se mette un like sui social network, se mette un cuore, un pollicione, se guarda il video per più di 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi o se clicca sull'inserzione che va sul sito, tutto questo, tutti questi dati sono costantemente tracciati. Quindi io, algoritmo, so che magari, faccio l'esempio, tu, Alfonso, che mi stai guardando, stai in quel momento cercando un paio di scarpe da ginnastica. Io, che faccio la pubblicità online, cerco di andare a vendere, cerco di vendere a chi sta cercando scarpe di ginnastica. Quindi se noi abbiamo cliente tipo A che sta cercando scarpe da ginnastica, cliente tipo B che non sta cercando scarpe da ginnastica, cliente tipo C che non è interessato proprio alle scarpe da ginnastica, tra i tre l'unico che vedrà l'inserzione, la mia pubblicità, effettivamente è il cliente tipo che sta cercando la scarpa di ginnastica. Da qui riusciamo a capire l'efficacia, l'efficienza che può avere un tipo di soluzione per la tua impresa. Perché ti dico questo? Perché se prima il modello di comunicazione, il modello di pubblicità era proprio basato sui mass media, e come ti ho fatto l'esempio prima, tu non sai chi sta guardando il tuo tipo di messaggio, dall'altro lato non abbiamo detto che il vecchio messaggio, la vecchia pubblicità, il vecchio modo di fare quel tipo di comunicazione non è misurabile. Misurabile è la parola chiave che ha fatto sì che tutto questo ecosistema andasse avanti e ancora oggi sta progredendo nel tempo. Perché è così importante andare a calcolare la misurabilità di questo tipo di strumento? Perché è così importante proprio tracciare il dato? Io, vecchia impresa, che faccio pubblicità con il cartellone, ok? Prendo il cartellone e lo posiziono su una strada dove passano tante macchine. Io non so quante persone hanno visto quel messaggio da quel cartellone posizionato magari a quella rotonda. Io non so quante persone sono passate da là, quante macchine sono passate da là, quante persone sono interessate effettivamente a quel messaggio e soprattutto quante persone mi sono entrate in negozio grazie a quel messaggio che praticamente ho pagato 1000, 2000, 3000, 5000 euro al mese. Non so qual è stato il mio ritorno economico, pubblicitario ed economico di quel tipo di messaggio dove io ho investito 1000, 2000, 5000 euro. Invece dall'altro lato nel digitale, essendo che tutto è tracciato, tutto è misurabile, io posso misurare ogni tipo di messaggio verso chi e cosa. Questo mi permette di sviluppare effettivamente quelle che sono strategie mirate alla vendita. Ed è proprio qui che ti volevo portare, perché da qui capisci che, come ho detto poc'anzi, hai bisogno e un'impresa oggi necessita di queste figure professionali che riescono a trainarti nel mercato. Quindi capisci che dall'altro lato nascono nuove figure professionali, come può essere un social media manager, o come può essere un e-commerce manager, o come può essere un performance advertiser o un performance manager. Queste sono tutte figure della nuova economia. Questo, dall'altro lato, impatta tanto su quella che è l'economia reale, anche perché grazie ad internet, che di base, come ho detto prima, ci permette di comunicare al mondo, queste figure professionali riusciamo ad averle anche con un semplice click. Noi oggi, grazie alla rete, riusciamo a poter comunicare e grazie alla comunicazione riusciamo anche ad arrivare a figure professionali che siano in grado di far performare quella che è la tua azienda in rete. Noi non a caso viviamo nella cosiddetta gig economy, cioè un mondo
piatto con le stesse competenze. Oggi molto spesso accade che un'azienda, per andare a creare quello che è un canale digitale, proprio per la carenza di queste nuove competenze, competenze formate magari in Google, competenze magari formate in Facebook, competenze nel gestire i media, nel poter comunicare con questi nuovi media, si sono costrette a cercare figure professionali al di fuori della propria regione, della propria provincia, della propria città, spesso al di fuori della propria nazione. Ed essendo che siamo nella gig economy ed è molto molto facile oggi andare a comprare queste competenze anche in altri paesi, proprio per il fattore che internet ci porta a comunicare e tutto quanto è collegato. Di quali figure necessita di base oggi l'impresa per affrontare questo nuovo percorso in digitale? Necessita ovviamente di un web designer, di un web developer che sia in grado effettivamente di costruire quello che è un sito web ad alta, diciamo, esperienza. Perché ti parlo di esperienza? Perché anche come da un lato nel negozio tradizionale tu vivi l'esperienza nel negozio, quindi la cordialità del commesso che ti invita ad entrare, che ti propone, ti fa visionare i prodotti, te li fa toccare con mano. Anche online dobbiamo parlare di esperienza nel momento in cui io entro in un sito, che il sito sia veloce, quindi caricamento veloce, che non si inceppi, che il sito abbia una configurazione grafica piacevole e che mi stimoli fiducia, è proprio per il fattore che manca il rapporto umano, quindi deve stimolare fiducia e non deve sembrare un sito fraudolento con tanti banner, con tanti clicca qui, con tanti hai vinto, ok? I cosiddetti banner pubblicitari. Questi non ispirano fiducia, quindi una figura molto importante è un web developer. Se proprio vogliamo esagerare, anche un UX UI designer, che vuol dire User Experience, User Interface Designer, che ti va a disegnare quella che è la cosiddetta interfaccia. Hai bisogno di un social media manager. Che cosa fa di base un social media manager? Un social media manager cura quelli che sono i contenuti mediatici dell'impresa sotto l'aspetto della comunicazione. Spesso è frainteso, spesso le imprese, le aziende hanno anche la presunzione di dire vabbè, è semplicemente un post, vado a postare una foto, vado a postare un video, quando in realtà non è così, perché quel post, quel video non ha una strategia di base, non riesce a generare quella che è interazione, non riesce a catturare l'attenzione, quindi è semplicemente un post buttato là senza alcun fine, perché non riesce a generare traffico. Un post che non genera traffico non è un post efficace e quindi l'impresa alla fine dirà internet per me non funziona. Quindi il social media manager è colui che gestisce effettivamente questa comunicazione di questi canali digitali tramite i cosiddetti post, dove dietro c'è una programmazione, c'è un test, c'è una misurabilità. Il social media manager sta sempre costantemente ad analizzare i dati di quelli che sono i vari post, le varie fotografie, i vari video, i vari messaggi. Fa dei test. Che cosa vuol dire test? Se io vendo il prodotto, come per non andare oltre, dico prodotto nuovamente scarpe, fanno dei test, come dire io metto la stessa scarpa di ginnastica bianca, la metto su uno sfondo blu e su uno sfondo rosa. Se io vedo che lo sfondo rosa mi porta più like, più traffico, più commenti, più condivisioni, più reazioni, ok? Più interazioni rispetto che il post blu che mi porta meno commenti, meno like, meno interazioni, meno traffico, io social media manager nel post successivo andrò ad inserire ovviamente un'altra grafica di un altro prodotto con lo sfondo rosa, o magari no, magari anche là andrò a fare un test. Quindi capite bene che è una figura che lavora costantemente nel andare a strutturare la comunicazione giusta, precisa, per quello che è l'obiettivo dell'impresa. Tornando alle figure, un'altra figura molto importante è il cosiddetto media buyer o marketer. Perché si parla di media buyer o marketer? Perché comunque il marketing digitale, perché poi è un macro argomento questo, nel marketing digitale va a toccare quelle che sono diverse competenze, fino ad arrivare a un cosiddetto profilo AT. Che cosa vuol dire profilo AT? Vuol dire che un marketer, uno che lavora con gli strumenti digitali,
deve avere sia competenze in orizzontale per questo profilo AT, che vadano dalla comunicazione scritta, cosiddetto copywriting, dalla comunicazione visiva, dall'uso degli strumenti digitali e delle piattaforme pubblicitarie, come invece in verticale che magari è mirato nell'andare a strutturare quelle che sono le campagne efficaci, quindi capite bene ad impostare quelle che sono le strategie. Quindi questo è il cosiddetto profilo AT di un marketer. Perché è molto importante? Perché è colui che effettivamente gestisce i canali di traffico a livello pubblicitario. Un buon marketer è colui che riesce a trovare la persona giusta che sta cercando quel tipo di prodotto. Un marketer è colui che riesce a gestire effettivamente e veicolare un messaggio tramite gli strumenti digitali. Spesso è molto frainteso perché proprio per una questione, passatemi il termine, di ignoranza dell'argomento, e anche per questo abbiamo deciso di strutturare questa trasmissione televisiva che parlasse in modo verticale su quelle che è l'impresa in rete e su come deve strutturarsi. Spesso viene frainteso il fattore proprio del digitale, ma è molto più importante ed è innegabile oramai che questa è la nuova frontiera dell'economia. I dati nel tempo portano una crescita. Solo l'anno scorso abbiamo avuto un più 60% di crescita in rete. Amazon è diventata la più grande azienda del mondo ed è un e-commerce. E Jeff Bezos, che è il proprietario di Amazon, è l'uomo più ricco del mondo ed è proprietario di un e-commerce. Jack Ma, che è uno degli uomini più ricchi della Cina, se non il più ricco, è proprietario di un e-commerce, Alibaba. Quindi capiamo bene effettivamente che questa è la tendenza. Le persone preferiscono stare sempre più a casa e stare sempre più connesse, stare in sicurezza, vivere di comfort in casa. Vedete anche un po' le tendenze dei prodotti. Qual è la crescita e la tendenza del prodotto? Il miglioramento di un prodotto che ti porta effettivamente a stare in casa. Vedete le macchine di caffè per fare il caffè da bar a casa. Vedete le televisioni che sono sempre più immersive per l'intrattenimento. Vedete le casse che sono sempre più immersive per l'intrattenimento. Vedete oggi la nuova frontiera dello smart working che porta le persone a lavorare direttamente da casa, evitando che vadano effettivamente in ufficio, perché sono costantemente connessi alla rete, possono lavorare comodamente da casa. Quindi è bene che le imprese iniziano effettivamente ad orientarsi verso quello che è la digitalizzazione e a essere digitalizzate. Il come lo stiamo vedendo in questa trasmissione. Un'altra figura importante magari può essere l'e-commerce manager. Perché un e-commerce manager è importante? Perché magari le imprese sono strutturate solo unicamente in modo tradizionale, chiamiamolo adesso non più tradizionale, ma chiamiamolo attività offline, quindi non online, non tradizionale, ma offline, quindi un'impresa che vende solo e unicamente prodotti o servizi nel canale offline. Deve imparare a digitalizzarsi e l'e-commerce manager è quella figura che struttura l'azienda per la digitalizzazione, perché magari ha bisogno di una struttura di prezzo, perché deve calcolare i prezzi di uscita dei prodotti e i prezzi di uscita si basano su quello che è il mercato, l'andamento del mercato, perché se un prodotto offline, prodotto X, che io vendo comunemente a 100 euro, online di base c'è tanta concorrenza ed viene venduto a 80 euro, vuol dire che è sbagliato proprio il modello di business dell'impresa per andare online. Quindi ha bisogno di un e-commerce manager che sia in grado di strutturargli tutto quello che è la scala dei prezzi, tutta quella che è la struttura aziendale, tutto quello che è la struttura per le spedizioni, la struttura dei resi, la struttura del packaging. Quindi portare l'impresa in rete non è solo fare un post su Facebook, non è solo avere un sito web. Capite bene che, come vi ho spiegato adesso, avete bisogno di quelle che sono diverse figure per gestire al meglio la vostra azienda online. Dall'altro lato nascono anche figure professionali ma mirate al business. Quindi parliamo di nuove frontiere di business. E di che cosa parliamo se non dell'e-commerce? Mi basta pensare a quello che è il modello del dropshipping. Ok? Se io impresa offline ho un negozio, ho i prodotti, ho la vetrina, la gente entra, compra, vende, esce, chiudo, fine.
Online è H24, devo avere i prodotti, devo caricare i prodotti, devo avere il media del prodotto, devo poterlo comunicare per generare traffico, per vendere il prodotto e anche effettuare la transazione. Ma io che non ho prodotti e che magari sono in grado effettivamente di poter veicolare quello che è il messaggio tramite internet, che magari ho proprio quel profilo a T di cui prima parlavo, e che sono in grado di veicolare il messaggio, sono in grado di giostrare le fonti di traffico, sono in grado di strutturare un sito web, manca solo il prodotto da vendere ed è qui che nasce la figura del dropshipper. Dropshipper o modello di business come il dropshipping non è altro che praticamente, immaginiamolo così, immaginiamola come 3 punti. Io dropshipper sono qua, creo un sito web, gestisco i canali di traffico, ok? E l'impresa X mi affida quello che è il prodotto. Sto vendendo in questo momento delle scarpe, ma io non produco scarpe, quindi l'azienda mi dà a disposizione quelli che sono i suoi prodotti, delle scarpe. Io non sto pagando le scarpe, attenzione, non è come un modello di business offline tradizionale che devo anticipare i soldi, devo costruire il negozio e poi l'impresa, l'azienda, l'industria mi manda le scarpe da esporre in negozio. No, mi dà la possibilità di vendere quello che ha già in magazzino senza anticipare nulla. Quindi io importo solo a livello digitale quelli che sono i prodotti sul mio e-commerce, li metto in esposizione, faccio la pubblicità, arrivo al cliente tipo che si trova qua. Il cliente tipo gli piacciono le scarpe, gli piacciono i prodotti, gli piace il mio sito, acquista dal mio sito, l'ordine arriva al mio sito, io pago l'impresa solo nel momento in cui l'ordine arriva e l'impresa invierà il prodotto non a me, ma direttamente al consumatore finale. Quindi è un modello di business molto ma molto snello. Ripetiamo, io dropshipper ho un sito web, gestisco i canali di traffico, mi appoggio ad un'azienda che mi dà i prodotti, faccio la pubblicità, arrivo al cliente tipo, il cliente tipo si affida a me, compra il prodotto da me, che io compro dall'azienda e l'azienda spedisce direttamente il prodotto all'utente finale. Capite bene che questa è considerata friction free economy. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un'economia che puoi fare a basso budget. È un tipo di business che puoi andare a sviluppare senza anticipare soldi. Basta che pensate un attimino a quanto costa effettivamente avviare quello che è un negozio, quanto costa aprire un bar, quanto costa aprire un negozio di abbigliamento, quanto costa aprire un negozio di qualunque tipo. Bisogna comprare il locale, affittarlo, sistemarlo, pagare la commessa. Quanto ci vuole per avviarlo? 30, 40, 50 mila euro. Quanto ci vuole per avviare un negozio online con un modello di business dove io non devo nemmeno pagare la merce in anticipo? 1000, 2000, 3000? E capite bene che anche là il discorso non regge dal punto di vista di bacino di utenza. Io nel momento in cui sono online a 360 gradi ho a disposizione 2,5 miliardi di potenziali clienti, invece nel mondo tradizionale ho a disposizione solo le persone che passano da quella strada. Capite bene che è un discorso completamente diverso. Per questo vi invito ovviamente a continuare a restare sintonizzati con Ten, a guardare Imprese in Rete, perché avremo modo anche nelle prossime puntate un po' di approfondire questi argomenti. Anzi, da qualche parte uscirà anche il numero poi per le prossime puntate, chissà c'è qualche domanda, perché costantemente ci arrivano domande o richieste per email e noi siamo ben lieti di affrontarle direttamente qua con voi. Quindi continueremo a parlare di quella che è la nuova impresa grazie al digitale, il nuovo modo di fare business e di come le imprese devono adattarsi a questo nuovo modello di business. Come avete visto ci sono nuove figure, si formano costantemente nuove figure professionali e le imprese si devono innovare e spesso innovare lo vedono dal punto di vista sbagliato, proprio perché mancano queste figure e l'impresa prova nel modo sbagliato e pensa che effettivamente internet non faccia il caso suo, quando in realtà può fare tanto. Quindi ti invito a restare sintonizzato qua su Ten, sempre con Imprese in Rete. Grazie e buona serata.